Settembre del 38 l'espulsione di allievi ebrei dalla scuola pubblica italiana. A Venezia 2 ragazzini di allora raccontano agli alunni di oggi l'amarezza di trovarsi di colpo emarginati, disprezzati e infine minacciati nella stessa vita. Luca Colombo, Marco Madini. Musica e letture di ragazzi della Dante Alighieri. Poi la testimonianza vivida di Lia Finzi e Roberto Bassi della comunità ebraica di Venezia. Alla fine qualcuno gli si stringe intorno e sembrano compagni di classe gli alunni di oggi e quelli a cui 80 anni fa fu ingiunto di lasciare la scuola. Ma devo stare a casa anche domani? Chiede Lia alla maestra. Le risponde: per sempre, perché sei ebrea. Ero molto triste, ricorda Roberto. Il 15 novembre 1938 l'espulsione viene estesa ai figli di coppie miste. Lo stabilivano le leggi fasciste per la difesa della razza italiana. Battaglia di civiltà, aveva dichiarato il ministro dell'Educazione, Bottai. La dittatura di Mussolini mima quella nazista di Hitler in Germania. La comunità ebraica tiene in piedi proprie scuole finché ha spazio. Nel 1938 la discriminazione, dal 1943 la deportazione nei campi di sterminio nazisti. Il fascismo vi contribuisce con zelo. Chi apre gli occhi, rischia, presta aiuto, chi vende ai carnefici gli ebrei nascosti o fuggiaschi. La Svizzera ne respinse molti, come succede oggi con i migranti, commenta Lia. Iveser, l'Istituto Veneziano di Studi sulla Resistenza, le associazioni partigiani e perseguitati politici antifascisti hanno voluto l'incontro all'Ateneo Veneto. L'orrore, avverte il presidente Giampaolo Scarante, può tornare in nuove forme. Ha preso l'impegno di rilanciare con un'iniziativa al mese il giorno della memoria. Io dico che bisogna darsi da fare perché non succeda. Questo è il nostro obiettivo, la difesa della Costituzione. La mia speranza è che, è vero che sono vecchiotto, ma di finire in un paese libero tranquillamente.